Oggi partiamo da un oggetto che, devo dire, mi ha davvero incuriosito. Ah sì? È una singola cartolina. Pensa, spedita più di un secolo fa, nel 1901. L'immagine è in bianco e nero, un po' sbiadita, e mostra una processione religiosa in un piccolo paese della Sardegna. Il suo viaggio è stato da Cagliari fino a una cittadina vicino a Parigi. Un bel giro. Esatto. E la domanda è: cosa può davvero raccontarci un oggetto così in apparenza semplice? È solo un saluto? O è, non so, una specie di capsula del tempo che nasconde storie di musica, di commercio, di legami che mai ci aspetteremmo tra due mondi così lontani? Beh, direi che proviamo a scartare questo piccolo pacco di storie, allora. Proviamoci. Guarda, quella che faremo è una specie di indagine forense su un documento. Il nostro obiettivo non è solo descrivere quello che vediamo, ma proprio connettere i puntini, seguire le tracce. Mi piace. Partiremo dalla fotografia. Descriviamola. Sul fronte c'è questa processione di San Mauro a Sorgono, nel cuore della Sardegna. E sullo sfondo quegli edifici di pietra, molto particolari. I Muristenes. Proprio quelli. Però, a guardarla bene, non sembra la classica foto scattata da un turista, sai? La composizione è troppo curata. Hai l'occhio clinico. Infatti, se guardi sul lato, in verticale, c'è una firma quasi nascosta. E. Mauri. E Mauri. Questo nome è una chiave di volta. Non è un fotografo amatoriale, per niente. È Evaristo Mauri, un celebre fotografo lombardo che si era trasferito a Cagliari. A cavallo tra 800 e 900 fu uno dei pionieri che documentarono in modo quasi scientifico le tradizioni sarde. Quindi il fatto che la foto sia sua cambia tutto. Cambia tutto in che senso? Nel senso che non è più un semplice souvenir, ma diventa un documento storico, capisci? Certo. Mauri non stava scattando una fotoricordo, stava, in modo molto consapevole, creando un archivio visivo di un mondo che, secondo lui, stava per scomparire. Ogni sua foto era un tentativo di salvare un pezzo di cultura dall'oblio. E mi colpisce la quantità di gente. Per un piccolo santuario in mezzo alla Sardegna. Sembra un evento enorme. Cos'era questo posto, San Mauro, per attirare una folla del genere? Sì, soprattutto per il bestiame. La gente che vedi lì non è spinta solo dalla devozione, è lì per un evento economico e sociale colossale che richiamava mercanti da ogni angolo dell'isola. Ecco perché servivano quegli edifici sullo sfondo, i Muristenes. Erano una specie di area commerciale temporanea. In una vera e propria cittadella temporanea, un villaggio che pulsava di vita, di commerci, di preghiere, ma solo per pochi giorni all'anno. Ok, quindi abbiamo un fotografo professionista che documenta un enorme evento socio-economico. Però c'è una cosa che non mi torna. Dimmi. So che la festa principale di San Mauro si teneva a fine maggio. Ma se giro la cartolina, il timbro postale dice altro. Esatto, il retro ci racconta un'altra storia. E questa ha fatto un bel viaggio. Spedita da Cagliari il 20 ottobre, arriva a Mont-sur-Seine, in Francia, il 25. Solo 5 giorni. La destinataria è una certa Mademoiselle Marthe Rouvel. E poi c'è il messaggio. Poche parole in francese, calligrafia elegante. Ne nous oubliez pas. Non dimenticateci. Un messaggio affettuoso ma riletto oggi. Suona quasi malinconico. Profetico. Un invito a non dimenticare le persone, certo, ma forse anche le storie che si portano dietro. E una di queste storie è nascosta proprio lì, nell'immagine. Sì, è qui che l'indagine si fa, secondo me, interessantissima. Stavo guardando la foto ingrandita, eh? Aspetta un attimo. Cosa? Tra tutti i membri della confraternita, con le loro tuniche bianche, c'è un uomo. Non indossa abiti religiosi. È un suonatore di launeddas. Esatto. E la sua presenza lì è fondamentale. La sua posizione, proprio dentro la processione, e il suo abbigliamento, civile, ci dicono una cosa chiara. È un professionista, ingaggiato apposta per l'evento. Perché Mantes, uve cittadina vicino a Parigi, che c'entra con un suonatore di Laonedas di Sorgono? A me sembra una connessione totalmente casuale. Sembra, ma non lo è affatto, ed è qui che tutti i fili della nostra storia si uniscono in un modo sorprendente. Sono curioso. Dobbiamo chiederci, cos'era Mantes-la-Jolie all'inizio del Novecento? Non era una cittadina qualunque, era un centro mondiale per la produzione di strumenti a fiato. Aspetta, frena un attimo. Mondiale? Sì, le più grandi fabbriche di clarinetti e oboi, come la Buffet Crampon, avevano sede proprio lì. Quindi Mantes non è un indirizzo a caso. E il collegamento con la Sardegna e le Laonedas.
Quale sarebbe? È un po' vago? Il collegamento non è vago, è materiale, fisico, botanico. Addirittura? Per costruire le ance dei clarinetti, quelle piccole linguette che vibrano per produrre il suono, serve una materia prima molto specifica, un tipo di canna, la Arundodonax. E la nostra cartolina chiude un cerchio simbolico e commerciale che è incredibile. Prova a immaginare questo flusso. Vediamo. La canna sarda, l'Arundodonax, partiva dall'isola come materia prima povera, silenziosa. Arrivava in Francia, a Montes, per essere lavorata e diventare l'anima, l'ancia, di strumenti colti e costosi come i clarinetti. Adesso ho capito, è come un cortocircuito. Quindi il mittente, chiunque fosse, stava inviando un messaggio potentissimo. Magari era un commerciante di canne che ha voluto dire ai suoi contatti a Mantes: guardate, le radici del vostro suono sono qui. È un'ipotesi molto forte, sì? La canna che parte come merce e torna come cultura. Ma c'è anche un'altra pista, altrettanto interessante. Che non esclude la prima, magari. Esatto. In quegli anni era appena uscito in Francia un libro di viaggi di Gaston Voulier, Les îles oubliées, le isole dimenticate. E in questo libro Voulier descriveva la Sardegna come una terra esotica, misteriosa. E la cosa più interessante è che per le sue illustrazioni usò come base proprio le fotografie di Evaristo Mauri. Lo stesso fotografo della nostra cartolina. Proprio lui. Quindi il mittente potrebbe essere stato un lettore di Voulier, un viaggiatore francese spinto dalla curiosità di vedere con i propri occhi quel mondo. Esattamente. Ok, facciamo un attimo il punto. Siamo partiti da una singola cartolina sbiadita e siamo arrivati a un intreccio pazzesco. Davvero incredibile. Tra la Sardegna rurale di inizio secolo e l'industria musicale parigina. Un legame fatto di fotografia d'autore, feste patronali, strumenti antichi e il commercio internazionale di canne. Esatto. A questo punto quel messaggio «Ne nous oubliez pas», non dimenticateci, assume un significato molto più profondo, no? Sì, diventa quasi un monito, un invito a non dimenticare le radici, l'origine delle cose, l'origine stessa del suono. Un invito a ricordare che dietro un clarinetto Buffet-Crampon C'è una materia prima che ha una sua storia, una sua cultura, una sua sacralità. È un invito a ricordare che il suono colto dell'orchestra parigina e quello arcaico della processione sarda nascono letteralmente dalla stessa pianta. E la cosa affascinante è che questa indagine, come spesso accade, ha aperto più domande di quante ne abbia chiuse. Cosa succederebbe se si potesse fare un ultimo scavo negli archivi? Immaginiamo di consultare i registri dei conti del Comitato della Festa di San Mauro a Sorgono per l'anno 1901. Ok. Lì, tra le spese per il vino e le candele, potrebbe esserci una nota di pagamento con il nome e cognome esatti del suonatore di bidula ingaggiato. Sarebbe fantastico. E per Marthe Rouvel? Lì la ricerca si fa ancora più intrigante. Cosa succederebbe se si cercasse negli archivi francesi la famiglia Rouvel di Mantes e si scoprisse che il padre o un fratello di Marthe lavorava proprio per la Buffet-Crampon? Se così fosse, un'ipotesi incredibilmente affascinante. Si trasformerebbe in una prova storica inconfutabile. E la cartolina diventerebbe la tessera mancante di un puzzle che unisce definitivamente due mondi? Esattamente. La storia forse aspetta solo che qualcun altro raccolga il testimone e continui a scavare.